Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissimi i temi di giornata, tanti collegamenti con i nostri giornalisti sul campo perché c'è l'attualità, la politica, la cronaca, tante notizie da seguire e da darvi da qui alle 13. Oggi abbiamo anche un ospite in studio, è l'onorevole Adolfo Zordan, sindaco di Vigo d'Arzere, che è venuto qui in studio con noi per commentare i fatti del giorno. Buongiorno, grazie di essere venuto. Buongiorno a lei, grazie a voi e ai telespettatori. Allora, noi siamo pronti a collegarci con la collega Vanessa Banzato, che sta seguendo per noi una visita di Salvini qui a Bassano del Grappa. Tanti i temi politici di cui parlare naturalmente anche con Salvini. Appena potremo ci collegheremo con la giornalista Vanessa Banzato, che ci informerà su quello che è stato detto durante questa importante visita. Era un po' che non veniva una personalità nazionale, possiamo dire, a Bassano, segno che si stanno scaldando nuovamente i motori per quelle che sono le politiche nazionali. Prima di andare in collegamento però chiedo al nostro ospite, dobbiamo ancora vedere insieme i dati dell'emergenza coronavirus, però sappiamo che anche oggi non è andata benissimo per quanto riguarda la recrudescenza del virus. Stiamo tornando ai livelli di qualche giorno fa, probabilmente i casi sono più di 400 anche nelle ultime ore, siamo ben oltre le 6.000 unità, i 6.000 positivi in questo momento. Onorevole, secondo lei che cosa sta succedendo ora in Veneto? Beh, sta succedendo quello che succede nella maggior parte dell'Italia. E veramente le mascherine all'aperto, hanno stato detto stiamo attenti, non mettiamole all'aperto ma si incontri qualcuno per strada. Negli ambienti, insomma, frequento il paese, frequento un po' dappertutto, credo che ci sia stato un po' di lassismo su questa cosa, no? E deve essere spiegata in modo chiaro, perché ritornare a zona gialla come sembra sia, non tra molto, credo che porti di scompensi e di disguidi che sono assolutamente enormi. E non dobbiamo fermare l'economia ancora una volta, altrimenti credo che succederà, non voglio dire una rivoluzione civile, ma succederà qualcosa che non è forse gradita a tutti. Perciò io mi sento ancora di dire una volta, manteniamo queste regole, non siamo liberi o ci sentiamo liberi del tutto. Io ho apprezzato l'Italia che ha vinto insomma, vincere in Europa è stata una soddisfazione enorme, si è aperto un mondo, si sono aperte molte cose, però si può festeggiare anche stando attenti a come comportarsi. E nel mio territorio fortunatamente adesso ero arrivato a zero positivi, purtroppo in 2 giorni ne ho ancora 2. Questo la dice grande, trasformando su città e paesi che hanno più abitanti, insomma dove abito io che siamo in 13.100, però anche da noi sta già cambiando il parametro che fino a qualche settimana fa era 0. Ecco, parliamo di parametri, perché lo stesso governatore Luca Zaia, che poi sentiremo in un'intervista fra poco, aveva detto ieri abbiamo sì un'esplosione di casi, ci stiamo preoccupando, stiamo seguendo con grande attenzione quel che succede, ma è fondamentale che chi governa a Roma inizi a cambiare il metodo di lettura dei dati, nel senso tanti casi non equivalgono in questa particolare fase dell'emergenza coronavirus a tanti ricoveri. Abbiamo tanti casi e pochissimi ricoveri, quasi nessuna ospedalizzazione in terapia intensiva, pochissime in area non critica. Quindi Zaia chiedeva la variazione, il cambiamento di lettura di questi dati, portando, parificando, diciamo, l'ingresso in zona gialla non più con l'R con T o con i dati puri dell'emergenza, ma soprattutto con il versante ospedaliero. Lei è d'accordo con questa lettura? Diciamo che sono d'accordo, perché l'emergenza vera e propria noi l'abbiamo avuta nelle terapie intensive e nelle emergenze, perché chi si è curato a casa, però bisogna vedere, secondo me, perché parlano di varianti, abbiamo lo stesso virus di prima, abbiamo un Covid-19 come era considerato prima, o abbiamo un altro tipo di situazione? Questo è da valutare, perché i vaccini secondo me hanno funzionato, perché sono visto, insomma, però a un certo punto anche i vaccinati o con i vaccini al 50% sta succedendo che siamo in aumento, vuol dire che il virus o ha mutato lui o c'è qualcosa che deve funzionare, perciò i parametri vanno cambiati e stiamo attenti che siamo in emergenza fino al 31 di luglio e non credo che il governo dirà non siamo più in emergenza, ma ci sarà naturalmente il prolungamento dell'emergenza, e questo la dice lunga.
vuol dire che della pandemia ci siamo qua ancora, la stiamo vivendo, ma dobbiamo combatterla noi che siamo sulla strada dobbiamo combatterla. Non è il governo che la combatte, perché il governo fa delle leggi e le fa rispettare, mette delle sanzioni giuste o sbagliate, ma le fa rispettare, non insomma in modo anche delle volte non proprio ferreo, ma le fa rispettare. Perciò dico che siamo noi che dobbiamo prendere coscienza se vogliamo andarne fuori. I parametri certamente vanno cambiati, perché se il divario è così alto fra ricoveri e ammalati in casa, vanno cambiati anche i parametri, insomma, e secondo me vanno cambiati anche i colori. E posso dire un'altra cosa, Luca Zaia ha ragione, il Presidente. Ogni Presidente di Regione deve prendere le proprie decisioni, devono essere i Presidenti, la conferenza delle regioni che vanno a dire al governo la situazione che abbiamo nella regione. È una filiera, i sindaci perché sono nel territorio, nei propri paesi, bisogna crearla. Gestirla fino a questo punto io non l'ho trovata eccezionale. Abbiamo avuto, perché i vaccini sono partiti, sono cambiati i dirigenti e la situazione è mutata. Tornare indietro adesso secondo me è una cosa non difficile, che non dobbiamo neanche pensarlo. Neanche pensarci. Allora, visto che abbiamo nominato Luca Zaia, vediamo un riassunto di quello che ha detto il Presidente in un'intervista in esclusiva per le nostre emittenti. La soluzione migliore sarebbe quella di agganciare il colore delle aree, quantomeno dell'area bianca, ai tassi di riempimento dell'ospedale. Cambi di colore delle regioni in relazione all'avanzata dei contagi. La proposta del presidente del Veneto Zaia sembra essere stata accolta dal governo. Il ministro Speranza ha detto che in una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto ad altri indicatori. A fronte dell'impennata di contagi trascinati dalla variante Delta, ciò consentirebbe di evitare che diverse regioni, tra le quali anche il Veneto, lasciano a breve la fascia bianca per tornare a nuove restrizioni. Altra questione calda in queste ore è quella dei viaggi, con il monito della Farnesina soprattutto per mete estere. Proprio in questi minuti, non ore, si sta discutendo anche della possibilità probabile che si chieda ad esempio il tampone, la quarantena ad alcuni cittadini italiani che sono in alcuni paesi problematici. Uno di questi è la Spagna. Lo dico ai cittadini che magari stanno programmando delle vacanze in alcuni paesi, che si informino bene prima. Vedo che c'è una discussione a livello nazionale che potrebbe anche tradursi in qualche magari direttiva di sanità pubblica per evitare che ci siano ingressi di persone che portano il virus. Per il futuro, contando che secondo le previsioni in ottobre ci sarà in Veneto circa l'82% della popolazione vaccinabile già immunizzata, è logico pensare, dice Zaia, a maggiori libertà per i vaccinati. Non mi permetto di entrare nelle libertà personali, però dico che una persona che si è vaccinata giustamente avrà titolo. Le faccio un esempio: perché dobbiamo far fare la quarantena a un vaccinato con 2 dosi con la Green Card? Con il Green Pass. Faremo in modo che faccia il tampone di verifica se ha avuto un contatto stretto, che sia un familiare che si è infettato, ma dopodiché chi ha le 2 dosi, questa è la mia idea, ha avuto le 2 dosi di vaccino, non deve fare la quarantena. E da oggi il governatore, dopo l'incontro con i direttori generali delle ULSS, annuncia un cambio di strategia sui tamponi. Finire con la pesca a strascico e andare a cercarsi i positivi, perché ormai i positivi ce li abbiamo, a differenza di 15 giorni fa quando dovevamo cercarli perché non ce n'erano. E quindi ci concentriamo molto di più sul contact tracing, cioè vuol dire quando troviamo uno dei 425 positivi di oggi, si va a costruire la sua catena dei contatti per capire se si è infettato o ha infettato qualcuno dei suoi conoscenti. Ne parliamo immediatamente con l'onorevole Adolfo Zordan, sindaco di Vico d'Arda, che qui è ospite con noi. Green Pass sì o Green Pass no? Allora, credo che Luca Zaia abbia fatto la differenza, no? Però un'idea sua la mette sempre davanti come un'idea mia. Anch'io sono vaccinato, ho il Green Pass in tasca. E se dovessi andare, anche per motivi di servizio, in una città come la Spagna, ritornando a fare, diciamo, la quarantena, un po' ci penserei. Però secondo me dobbiamo vedere giorno per giorno questo aumento e dopodiché decidere Green Pass sì, Green Pass no. Però se ne leggono di tutti i colori. Allora, ristorante sì, ristorante no con l'entrata in Green Pass, treni con il Green Pass. Stiamo attenti perché bisogna capirla bene sta cosa. Perché dividere Green Pass sì e Green Pass no, secondo me si fa, come si può dire, una differenza fra chi è vaccinato e chi non è vaccinato. Dobbiamo tenere conto che molte persone, se non diventa veramente obbligatorio, perché secondo me il Green Pass è giusto che ce l'abbia uno vaccinato,
ma non dobbiamo non tenere conto che molte persone non si vogliono vaccinare e questo è un argomento che poche volte va toccato. Io lo vivo perché nel territorio ne conosco, ci sono dei gruppi. Dicono no, non siamo contro il vaccino, però tutti hanno la libertà di farlo o non farlo e poi non si vanno a vaccinare. Questa è una decisione che deve prendere il governo. In base a cosa? Come diceva Luca Zaia, in base ai ricoveri, in base all'aumento dell'epidemia, in base all'aumento del contagio. Però delle differenze vanno fatte tra chi è vaccinato e chi non è vaccinato, fermo restando che bisogna stare attenti a fare discriminazioni, perché discriminazione purtroppo la vivono così chi non si vuole vaccinare. Non la vivo io, ma chi non si vuole vaccinare la vive con questo. Certo, cambiamo decisamente argomento, passiamo, però è un argomento di strettissima attualità, passiamo dai vaccini, dal Green Pass, dalla situazione dell'emergenza coronavirus alla situazione dell'emergenza meteo. Ne parliamo con Nicolas Faronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che come tutti i sabati ci concede qualche minuto. Oggi abbiamo fino alle 12:15 per un po' spremere tutti i temi di questo momento che è veramente complicato, perché noi, il Veneto l'ha vissuta fino a pochi giorni fa, la stanno vivendo ancora altre zone d'Europa. Nicolas, che cosa sta succedendo con questo tempo? Ciao Ferdinando, buongiorno a tutti gli amici ascoltatori di Rete Veneta. Che dire, tempo che, come si vede alle mie spalle, fa un po' i capricci. Per carità, io ne sono ben contento perché sto bene al fresco, però chiaramente questo non è il clima tipico del mese di luglio, che ricordiamolo è il mese principe dell'estate. Dici bene, abbiamo avuto ancora dall'inizio settimana questo affondo atlantico, che poi questa perturbazione si è isolata a goccia fredda e che quindi da martedì continua a modificare il tempo sulla nostra regione, con spesso giornate variabili, poche occhiate di sole, ma prevalenza di nuvolaglia, che a volte può essere anche compatta e dar luogo a qualche occasionale breve piovasco. Oggi dovrebbe essere un po' l'ultimo giorno con il tempo prevalentemente in grigio, ma comunque anche nei prossimi giorni, nonostante ci sia qualche occhiata di sole in più, avremo comunque il rischio, specie nelle ore tardo pomeridiane e poi serali, di qualche piovasco sparso. Ecco, nulla di organizzato, quindi nulla di eccessivamente moderato o forte, però comunque il rischio di piovaschi, specie in montagna e nelle aree limitrofe, ci sarà, e come anche nei prossimi giorni. Nicolas, noi abbiamo qui in studio come ospite l'onorevole Adolfo Zordan, sindaco di Vigo d'Arzere, che come amministratore in questo caso non mi sembra di ricordare che abbiano avuto enormi problemi col maltempo, però come tutti i sindaci di questo Veneto, prima o poi chiunque si trova a avere a che fare con una situazione come quella che è stata vissuta in Val d'Astico solo qualche giorno fa, con addirittura 195 mm di pioggia caduti in poche ore. Passo la parola al volo al nostro ospite e poi torno da te. Sindaco, in questo caso, cosa può fare un amministratore che si trova davanti a 195 mm di pioggia in poche ore? Sono 20 cm d'acqua, è una follia. Cosa può fare un sindaco? Io dico che è cambiato anche il modo delle perturbazioni, perché adesso sono bombe d'acqua, arrivano all'improvviso e sinceramente tutto quello che è stato fatto in precedenza bisognerebbe adesso modificarlo. Parlo di piani idrici, parlo della pulizia, delle caditoie, dei fossi o altre cose. Comunque un sindaco, un buon amministratore adesso, sempre con l'aiuto però del governo, che bisogna stare attenti, perché molti delle tasse che noi riceviamo, le riceviamo diciamo tramite costruzioni o altre cose. Allora un buon sindaco, un buon amministratore deve prima di tutto salvaguardia dell'ambiente, salvaguardia proprio del terreno agricolo e altro, cercare di fare una programmazione contenuta di cosa è lo sviluppo di un paese. Non si può prevedere un paese come, posso nominare il mio se posso, Vigo d'Arzere, che da 13.000 abitanti passiamo a 16.000 abitanti sul giro di 2 anni senza perlomeno averci pensato a questo problema. Però sinceramente è cambiato il modo delle perturbazioni, vengono all'improvviso, sono violente. A Vigo d'Arzere da tempo non succedevano allagamenti, tranne per qualche vieta, però con l'ultima pioggia, che è stata una bomba d'acqua, purtroppo siamo andati sotto acqua su 4-5 posti. Allora bisogna riprogrammare il tutto, salvaguardia dell'ambiente in tutti i sensi, il suolo, specialmente
la consumazione del suolo agricolo. Ci sono delle leggi che non sono venute da molto, perché sarà un anno e mezzo che è stata fatta questa famosa legge sulla salvaguardia del terreno agricolo, cercare di rispettare i paesi. E la trasformazione green, come dicono, sto passaggio al green dovrebbe prevedere anche cose diverse per questi fenomeni che saranno sempre in aumento, non saranno mai in diminuimento, ma saranno sempre di più in aumento. Certo. Basta vedere le temperature, basta vedere insomma i trattati, c'è gente che insomma, ecco, io dico che un buon amministratore in qualsiasi caso deve controllare il suo territorio, vedere dove intervenire. Una volta si facevano tubi da 50, sono sto spiegando i particolari, se si possono cambiare i metri del centro perché il deflusso delle acque con queste bombe improvvise d'acqua possono avere uno smaltimento veloce. Nicola, tu hai sentito cosa ha detto il sindaco di Vigo d'Arzere? Immagino che tu sia... Sì. Allora, una notizia di servizio anche per il nostro ospite. Ci dicono che l'onorevole Salvini deve ancora arrivare, quindi magari approfittiamo per qualche minuto in più della disponibilità del sindaco di Vigo d'Arzere. Nicolas, allora, un amministratore dice, signori, qua le cose stanno cambiando, bisogna cambiare anche mentalità, ci sono norme nuove da scoprire. Dal vostro punto di vista di esperti meteo, qual è la situazione? Beh, sono assolutamente d'accordo, insomma, la salvaguardia del territorio e dell'ambiente è la migliore prevenzione. Purtroppo, come diceva il sindaco, il fatto è che questi fenomeni sono sempre più frequenti e comunque con l'avanzare degli anni appunto dovremmo farne l'abitudine. Quindi salvaguardare l'ambiente è in primis la cosa principale da fare per appunto prevenire tali fenomeni. Il fatto è che comunque come è successo martedì nella zona della Val d'Astico, di Tonezza del Cimone e anche un po' più a nord verso la zona dell'Alta Valsugana, nella zona di Borgo e Pergine, purtroppo c'è anche da dire che comunque con 200 mm di pioggia caduti in circa 3-4 ore, nonostante si faccia prevenzione, ci sia pulizia di fossati, canali, torrenti eccetera, è molto molto difficile insomma uno prevedere questo tipo di fenomeno che è molto localizzato e molto isolato. E secondo, è difficile appunto contenere la potenza dell'acqua in questi casi, insomma, ecco, quindi purtroppo è brutto da dire, ma nonostante comunque anche un comune sia preparato al tutto e per tutto, 200 mm in pochissimo tempo, diciamo che l'allagamento è quasi inevitabile. Ecco, ovviamente si possono contenere i danni, quindi magari invece che mi si allaghi, che ne so, la cucina o il salotto, avrò 20 cm d'acqua in garage, che comunque vabbè non è una cosa bella, però piuttosto di buttar via cucine, camere, divani, salotti certo. e robe varie, è meglio avere, non so, magari 10 cm d'acqua in scantinato, però appunto sono inevitabili gli allagamenti e soprattutto i disagi, anche perché in zone come la Val d'Astico, quindi appunto in una valle, è chiaro che assieme all'acqua scendono detriti, scende fango, scendono alberi, scendono ramaglie, foglie, e questo purtroppo poi va anche a distruire e ad impedire il passaggio verso valle dell'acqua stessa. Ecco, quindi ci sono poi tantissimi fattori che vanno a complicare le cose. Nicolas, allora noi abbiamo ancora 30 secondi per stare con te. Sappiamo che vi state occupando non solo del Veneto ma anche di quello che sta succedendo all'estero, naturalmente tutta la vicinanza possibile alle popolazioni colpite dal maltempo in Germania, in Belgio. Sappiamo che ci sono decine, forse centinaia di morti. Abbiamo qualcosa in arrivo anche da voi, vero? Sì, guarda, noi siamo in stretto contatto con un nostro connazionale italiano che lavora ad Hagen, quindi vicino a Colonia, e che dire, siamo in stretto contatto con lui perché appunto stiamo raccogliendo testimonianze, immagini, anche video, e prossimamente, probabilmente se non in serata di oggi, entro domani sera, faremo un bel articolo bello approfondito su quello che è riguardato appunto il disastro che ha fatto nel nord-ovest della Germania e appunto anche del Belgio e dei Paesi Bassi, con purtroppo, dici bene, centinaia di morti e migliaia di sfollati e comunque gente senza appunto abitazione. Allora, noi ringraziamo Nicola Sfaronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Naturalmente ci vediamo la settimana prossima, sempre che tu non sia in ferie, per parlare di meteo, e se ci saranno novità gravi di meteo in settimana ci sentiremo in ogni caso. Grazie, buon lavoro, buona domenica. Assolutamente sì. Ciao Ferdinando, ciao a tutti gli amici che ci ascoltano, un saluto al sindaco.
Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo, ci sono ancora tantissime notizie da dare. Buongiorno, benvenuti, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato di emergenza coronavirus, vedremo più tardi i dati che sono arrivati e abbiamo parlato anche di maltempo, perché sì, stiamo vivendo una pandemia, un'emergenza che dura ormai da troppo tempo, però ci sono altre attualità emergenti che creano parecchi problemi al Veneto e ai veneti. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Vico d'Arzere, Adolfo Zordan, che è nostro ospite qui in studio e che, dopo aver sentito l'intervista con Nicolas Faronato di Meteo Bassano, Pedemontana del Grappa, esperto di dinamiche meteo, il quale ha detto: attenzione, con 200 mm di pioggia in poche ore si può avere tutta la rete idrografica, diciamo la possibilità di scolare che si vuole, ma i danni ci saranno di sicuro. E l'onorevole e sindaco ci ha dato una considerazione molto interessante sulla protezione civile. Diceva sì, lei. sì, grazie, sono un po' distratto. Niente, facevo una considerazione. Noi stiamo investendo sulla protezione civile, è sempre in aumento, i volontari aumentano e questo è un segno che è bellissimo. Però in casi proprio di emergenza, come stiamo parlando adesso, dovrebbe essere tutta la popolazione una protezione civile coadiuvata dalla protezione civile, e questo si può ottenere facendo informazione precisa, facendo dei corsi magari ad hoc per rendere edotta la popolazione in caso di emergenza di come comportarsi. Credo che sia anche questo un modo di collaborazione sui vari territori per poter perlomeno a salvare il salvabile di quello che sta succedendo, insomma, quando ci sono questi fenomeni così violenti. Allora, protezione civile sì, assieme ai cittadini, con una formazione ben precisa. E mi farò promotore di questa cosa, specialmente nel mio territorio, cercare di fare delle riunioni, delle serate ad hoc per rendere edotti i cittadini sul comportamento in caso, perché abbiamo 20 o 25 volontari della protezione civile, un caso come questo loro riescono ad agire in 3 o 4 posti, non riescono ad agire in tutto il territorio, perciò se sono coadiuvati anche dai cittadini credo che il risultato sia maggiore e più qualificante, andremo anche magari a evitare cose spiacevoli. Allora, noi ci stiamo per collegare con la nostra redazione padovana. Abbiamo Guido Barbato che aspettiamo un attimo a mandare in onda, perché gli chiediamo di, giusto una cosa di servizio, di fare un po' d'ordine sulla scrivania con i flaconi di disinfettante, che insomma facciamo dei collegamenti volanti che, proprio per capire che cosa sta succedendo a Padova, ma entriamo nelle case delle persone anche all'ora di pranzo, e quindi è bene che ci sia un po' d'ordine, magari qualche nostro telespettatore potrebbe rimbrottarci per questo. Allora, Guido Barbato è pronto per il collegamento, ci fa un cenno lui quando è ok. Non siamo ancora pronti. Allora continuiamo con il sindaco Zordan. Allora, un'idea, questa è una buona idea, noi ci faremo anche promotori con i nostri telegiornali per approfondire, per aiutare, per fare un po' di informazione su questo argomento. Ci facciamo il classico nodo al fazzoletto per riparlarne. Adesso andiamo da Guido Barbato, abbiamo giusto un minuto, Guido, per iniziare a infarinare il nostro telegiornale con le notizie padovane. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti, posso dire che cosa mi ha detto il professor Dal Paos poco fa, Luigi Dal Paos, professore emerito di ingegneria idraulica dell'Università di Padova, pochi attimi fa, ha appena messo giù il telefono. Assolutamente sì. Gli abbiamo chiesto un parere su quanto è successo in Germania in queste ore, anche in Belgio. Lui in estrema sintesi dice: quanto abbiamo osservato non mi meraviglia, soprattutto se si continuano a occludere e a costruire, a mettere cemento in zone pericolose dal punto di vista idraulico. È un problema che persiste da anni, che gli esperti conoscono, ma sembra esserci proprio una pervicacia a voler andare avanti a costruire dove non si deve costruire. Il professor Dal Paos, come dice il suo cognome, è di origine alpagota, ha detto che è un mal des mentegon, come si dice dalle mie parti. Credo che faccia una bella sintesi nel suo dialetto
dell'Alpago, e quindi vanno modificati i comportamenti umani. Questa è l'estrema sintesi data dal professor Luigi Dal Paus e anche dalle sue 77 primavere. A Padova il problema urgente, a meno di 2 mesi dall'inizio delle scuole, è la copertura dei posti dell'insegnamento. In questo momento ce ne sono scoperti ben 2.735 su 8.900 scarsi, quindi siamo vicini ai 2/3. Mancano soprattutto insegnanti alle medie, alle superiori e alle elementari, e anche ben 1.200 insegnanti di sostegno. Questa è una problematica piuttosto seria. Quest'anno frequenteranno le scuole della provincia di Padova 106.700 studenti nei vari livelli, e 1.000 in meno rispetto all'anno scorso. In tema di vaccini sta per iniziare. Guido, aspetta, ti interrompo perché sappiamo che voi avete una conferenza stampa con l'ULSS, quindi vi lasciamo andare alla conferenza stampa con l'ULSS. Noi parliamo con il sindaco di Vico d'Arzere, l'onorevole Adolfo Zordan, che è qui ospite con noi in studio, di quello che ci ha appena detto, e noi ci risentiamo magari dopo per un po' un sunto di quello che è stato detto dall'ULSS alla fine della conferenza stampa. Grazie Guido Barbato, buon lavoro, a dopo. Allora, torniamo in studio. Sindaco, abbiamo giusto un paio di minuti. Allora, intanto Dal Paus ha detto niente di più, niente di meno di quello che abbiamo detto finora. In pratica ci ha confermato la linea di questo Focus TG, che sta diventando molto approfondito rispetto alla normale informazione. Abbiamo un problema di costruzioni, di territorio proprio, di attenzione al territorio. Abbiamo parlato con il sindaco della necessità di formare anche la popolazione per dare una mano alla protezione civile. Ha sentito però il sindaco l'ultima notizia del nostro collega di Padova, l'insegnamento. Mancano insegnanti, abbiamo problemi di insegnanti. Nel vostro comune è un problema sentito questo? Ma nel nostro comune non è un problema sentito, perché insomma siamo a regime. Credo sia un problema sentito in tutta quanta l'Italia, anche nel Veneto. Naturalmente non dobbiamo dimenticarci che veniamo fuori da 1 anno e mezzo di pandemia, dove sono stati bloccati i concorsi, o se sono stati fatti online, no? Allora, ci sono dei precari, bisognerebbe riaprire tutti i concorsi, mettere a regime chi fa il precario magari anche da tantissimi anni, con delle giuste regole. Poi le sale diatribe che sono nate perché l'insegnante che non è laureato, altre cose, no? Queste cose bisogna mettere da parte e vedere dove c'è veramente formazione, perché per andare ad insegnare ci vuole una formazione ben precisa. È una passione, non è un lavoro. È un lavoro perché chi fa l'insegnante deve pur vivere, però deve essere una passione. Perciò, secondo me, ci deve essere un intervento rapido, ma rapido, da parte delle istituzioni a livello maggiore dei comuni. Aprendo questi concorsi, aprendo questi bandi, il personale c'è che fa il precario, non è che manchi. Mettiamoli a regime, troviamo qualcosa, ma dobbiamo farlo, perché non è un problema solo del Veneto, è un problema un po' ovunque, della mancanza di insegnanti. E secondo me la cosa unica da fare è aprire questi bandi, questi concorsi, e fare lavorare questa gente, fermo restando che prima abbiamo dei dati che siamo in aumento con questa pandemia, sperando che qualcuno ci aiuti e poter cominciare a riprogrammare tutto il nostro futuro, perché se ci fermiamo e fermiamo i giovani non abbiamo futuro, non ce l'abbiamo, e dobbiamo farli lavorare, dobbiamo farli rimanere qua in Italia. Credo i dati sono eclatanti, i dati di quanto personale insegnante manchi. E credo che in Italia ci sia una formazione, ci siano degli insegnanti pronti ad entrare nelle scuole. Basta un po', ci stiamo provando, sinceramente, stiamo provando anche a Roma. Questa burocrazia bisogna spezzarla, bisogna essere molto più rapidi, molto più veloci e dare risposte immediate al cittadino. Con questo può essere una via di mezzo fra un appello e una promessa, perché è un doppio ruolo quello di Adolfo Zordan, di onorevole e sindaco. Noi ringraziamo il sindaco di Vico d'Arzere per essere stato ospite qui con noi oggi. E grazie a voi invece, perché per me è un piacere venire qua, perché si parla di argomenti attuali e di problematiche proprio del territorio. E l'ho sempre detto, fare il sindaco, vivere con la gente e capire le loro problematiche ti dà quella spinta in più di andare a livelli anche più alti per portare proprio le istanze del territorio.
Questo mi ha dato l'opportunità anche oggi, che io ringrazio veramente di cuore chi mi ha invitato e spero di essere invitato ancora per discutere di altre problematiche. Ci mettiamo direttamente d'accordo che se non una volta alla settimana ma con cadenza abbastanza regolare, da qui in avanti il sindaco di Vigo d'Arzere verrà a ragguagliarci sulle cose di cui abbiamo parlato finora, su quello che verrà fatto anche come onorevole da qui in avanti. La sedia e la poltrona è sempre libera e il Focus TG va in onda tutti i giorni, quindi avremo sicuramente modo di approfondire tutti questi argomenti. Grazie e buona visita di Salvini, perché sappiamo che adesso lei se ne va a vedere, a sentire che cosa dice. Beh, sapete già, perché la visita sua sono i quesiti referendari che stiamo portando avanti, insomma credo siano importantissimi. Sistemare anche la giustizia, che è una delle cose importanti dell'Italia da sistemare. Grazie a tutti ancora una volta e arrivederci alla prossima. Grazie a tutti. Ringraziando ancora l'onorevole, noi lanciamo la pubblicità, facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo, dobbiamo ancora vedere che cosa succede a Vicenza, abbiamo tantissime notizie da darvi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo fatto un TG molto ibrido oggi, fin qui parlando con l'ospite in studio, il sindaco di Vigo d'Arzere, l'onorevole Adolfo Zordambi. Eravamo partiti per parlare soprattutto di Green Pass, di emergenza coronavirus. Alla fine abbiamo parlato di meteo, danni e soluzioni che possono attuare le amministrazioni e i cittadini per ovviare a quelle che sono le mattane di questo clima che davvero sembra impazzito. Adesso torniamo invece a parlare di politica, ne parliamo con Vanessa Banzato, che con Renzo Rigon ha seguito la visita, la prima parte, diciamo, l'arrivo dell'onorevole Salvini a Bassano del Grappa. Buongiorno Vanessa. Buongiorno Ferdinando, ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Sì, ci troviamo in Viale delle Fosse a Bassano del Grappa, dove è arrivato Matteo Salvini, è arrivato da San Giovanni Lupatoto nel Veronese, fa tappa qui a Bassano del Grappa, poi andrà a Conegliano e concluderà la sua visita in Veneto questa sera a Jesolo. Io prima di dire il perché Salvini è venuto qua mi lego invece al discorso che hai appena fatto tu relativo al Green Pass, perché proprio di Green Pass e zona gialla ha parlato Matteo Salvini poco fa, ha assicurato che vista la situazione, anche nonostante ci siano, è vero, da una parte aumenti di casi positivi, dall'altra però la situazione nei nostri ospedali è ancora molto buona, di conseguenza ha scongiurato il fatto che la Regione Veneto possa tornare in zona gialla e ha raccomandato ancora una volta l'importanza della vaccinazione, soprattutto per le fasce più anziane della popolazione, perché ha detto dobbiamo far tornare i ragazzi giovani, le ragazze giovani a tornare alla loro vita, alla loro quotidianità. Appunto ha fatto una battuta, non si può multare un giovane con 400 euro di multa, dobbiamo assolutamente cancellare questa cosa, perché è giusto che i ragazzi tornino alla loro vita normale, alla loro vita quotidiana. A proposito della sua visita nello specifico a Bassano del Grappa, abbiamo perso per un attimo la collega Vanessa. Vanessa, scusaci. Vanessa, ti abbiamo perso. Ti sentivamo, ma avevamo perso il segnale per un attimo. Ci stavi dicendo a proposito della visita di Salvini a Bassano del Grappa? Sì, appunto lui è qua per il discorso del referendum sulla riforma della giustizia, giustizia uguale concretamente per tutti, dice Salvini deve essere uguale per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, compresi i giudici che si trovano appunto in tribunale, cioè una giustizia che sia equiparata concretamente a tutti. Tra l'altro qui proprio a Bassano, Viale delle Fosse, è allestito un gazebo per la raccolta delle firme per questo referendum, poi in tutte le piazze d'Italia si può appunto apporre, per chi è d'accordo, la firma. Ha detto si tratta di una riforma super partes, non è una riforma politica o partitica, ma deve riguardare a 360 gradi l'intera compagine italiana. Quindi insomma adesso c'è ovviamente una folla di persone che si è resa presente, ha voluto partecipare, essere presente qui per la visita di Salvini, sotto di rito quant'altro, come
come sempre nel sottile. Per il momento, Ferdinando, se non ci sono domande è tutto. Vanessa, io ti chiedo solo una cosa che esula dal contesto della visita politica di Salvini. Ci arriva notizia dell'ennesimo vandalismo, danneggiamento in centro storico a Bassano. Sappiamo che ieri sera, non so se vi è stata passata la notizia come è arrivata a noi in redazione, 2 ragazzine si sono appese a un capitello a poca distanza dal ponte, distruggendolo. Naturalmente Siamo in via Volpato per l'esattezza, ecco, sì, Ferdinando. Quindi Bassano ancora una volta si scopre debole dal punto di vista non solo della sicurezza ma anche dell'educazione a questo punto. Dopodomani cominciano i lavori. Sto rischiando di essere tirata sotto, Ferdinando, Allora, scusami. Vanessa, ci spostiamo un attimo. Volevamo solo annunciare ai nostri telespettatori che questa sera avremo anche le immagini del capitello. Adesso andiamo a vederlo, vero? Infatti sono attaccate proprio a una grata che chiude il capitello, e questa grata è stata divelta, quindi insomma, tra l'altro a 2 passi sempre dal Ponte Vecchio, a 2 passi dal centro storico, quindi questi continui atti che stanno davvero però dando molto fastidio a chi vive a Bassano, a chi ama Bassano del Grappa. Allora, adesso andremo a sentire anche l'assessore, poi l'assessore alla sicurezza di Bassano, perché se dovesse essere come è successo quando sono stati gli imbrattamenti sul ponte con le telecamere che hanno ripreso l'intera scena, si spera che anche in questo caso ci sia la possibilità di utilizzare le telecamere per risalire alle autrici, in questo caso, del gesto. Vanessa, noi ti ringraziamo per questo collegamento, ringraziamo Renzo Rigon per la parte tecnica. Se ci sono novità rilevanti da Bassano non esitate a contattarci, tutto il resto lo vediamo nel TG Bassano di questa sera. Grazie, buon lavoro. Allora, torniamo in studio. Avete sentito, c'è l'onorevole Salvini in visita a Bassano del Grappa, adesso ci pare di capire che ci sarà una breve passeggiata magari al mercato, giornata di mercato. L'abbiamo visto, è stato un collegamento un po' complicato a causa proprio del luogo in cui c'era il banchetto, il gazebo al quale si è accostato Salvini, con macchine, con un furgone che parcheggiava, tutto una cosa un po' complessa da gestire, però noi ci siamo sempre e come sempre ve lo racconteremo. La notizia del giorno a questo punto a Bassano diventa l'ennesimo danneggiamento causato da ragazzini, in questo caso 2 ragazze che si sono appese alla grata di un capitello antico facendo danni, sono scappate via, ma ci fanno sapere dal comune che sono state riprese dalle telecamere. Nell'occasione degli imbrattamenti del Ponte Vecchio di qualche settimana fa, noi di Rete Veneta abbiamo rilanciato l'appello dell'amministrazione ai giovani: attenzione, dite che siete stati voi, le cose potrebbero essere più leggere poi quando ci sarà da fare i conti. Poco dopo un giovane, probabilmente grazie a questi appelli, ha avvicinato una pattuglia della polizia locale, ha detto so tutto io, so com'è andata, e domani iniziano i lavori, dopodomani dicevamo di pulizia. Idem per questo danneggiamento, ci sono le immagini, di solito sono molto chiare perché il sistema ormai è moderno e permette di vedere qualsiasi dettaglio, quindi se gli autori di questo gesto vogliono fare riferimento alla polizia locale di Bassano, potrebbe alleggerirsi la loro posizione in un secondo momento. Detto questo, noi facciamo adesso una brevissima pausa pubblicitaria con la regia di Fabio Verin. State con noi, torniamo fra pochissimo, ci sono tante notizie ancora da dare, sono arrivati i dati del coronavirus e non sono decisamente buoni. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, tantissime notizie oggi, tantissimi approfondimenti, abbiamo parlato di maltempo e di quello che possono fare gli amministratori, i sindaci, ma anche i cittadini per rispondere a questo clima che sembra ormai impazzito. Abbiamo sentito le notizie da Padova, abbiamo sentito le notizie da Bassano con la visita di Salvini e con l'ennesimo danneggiamento di un bene storico della città, opera di ragazzini. Quest'anno
stanotte qualcuno ha divelto, i danni sono ancora in via di quantificazione, la grata, diciamo, la copertura di un capitello storico a 2 passi dal ponte. Poi questa sera nel TG sicuramente ne parliamo. Prima di andare avanti vi diamo i dati, ve li leggiamo perché sono arrivati in formato numerico, diciamo, quindi ve li leggiamo rapidamente. La situazione è molto complicata perché ci sono altri 424 nuovi casi, 424 nuovi casi scoperti nell'ultima tornata di tamponi. I casi attualmente positivi in Veneto sono 6.468, siamo saliti ben oltre quota 6.000 per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di 428.171. La sanità regge l'urto perché comunque abbiamo 238 persone ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva, aumentano le ospedalizzazioni in area non critica, sono 3 in più, naturalmente un bilancio positivo di 3 unità, non cambia niente per la terapia intensiva, c'è un bilancio negativo di un'unità, purtroppo sono da segnalare anche 2 decessi nelle ultime ore, siamo tornati a contare i morti di questa emergenza. Per quanto riguarda i vaccini invece, velocemente, dato importante, sono state fatte nella giornata di ieri 44.000 somministrazioni, di cui 6.700 prime dosi, 37.612 seconde dosi. Il totale in Veneto ammonta a 58,4% della popolazione totale con una dose, 44% della popolazione totale con 2 dosi. Noi torniamo da Guido Barbato, se è pronto per raccontarci giusto in un minuto che cosa è stato detto alla conferenza stampa dell'ULSS. Sappiamo che quasi tutte le aziende sanitarie stanno facendo una conferenza stampa per fornire lo stato dell'arte di questa situazione molto complicata che stiamo vivendo. Guido, come va a Padova? Va che il direttore generale Fortuna ha fatto un appello alla popolazione padovana che recita così: aiutateci a convincere la gente a vaccinarsi, dando i seguenti numeri. Su una popolazione della provincia in età vaccinabile di 836.833 persone, mancano ancora da vaccinare 271.525. Ha dato anche i dati per fascia di età. Quella che al momento è un po' più latitante è la fascia 40-49, dove non si sono ancora iscritti oltre 53.000, direi anche quasi 54, perché il numero arrotondato è di 53.700 persone che debbono ancora vaccinarsi. Ma numeri interessanti sono anche nella fascia 30-39 e nella fascia 12-19, dove mancano all'appello oltre 52.000 ragazzi al vaccino. Questo insomma è, lui conta che per metà settembre l'85-90% della popolazione padovana avrà ricevuto la prima dose e circa l'80% la seconda dose, ma bisognerà darci dentro e fare opera di convincimento. Oggi è la giornata delle citazioni carine. Ferdinando ha detto: battete i coperchi. Cioè, che l'abbia detto un direttore generale di ULSS, per convincere i giovani e i meno giovani a darsi vaccinare. Quindi una sorta, una sorta di battimarzo, Guido, possiamo chiamarlo, per la vaccinazione, per risvegliare le persone dal torpore di questo periodo. E tra l'altro è un appello che fanno anche nella zona della Pedemontana. Fra pochissimo avremo un servizio in cui l'ULSS 7 dice ai giovani: vaccinatevi immediatamente, non aspettate settembre, non perdete tempo. Guido, noi ti ringraziamo per questi dati molto interessanti, perché sono in linea con quello che ci hanno detto gli altri direttori generali delle ULSS del Veneto. Abbiamo ancora quasi 10 minuti da stare qui al Focus TG. Se succede qualcosa a Padova non esitate a contattarci, daremo le notizie in diretta. Grazie, buon lavoro. Noi ringraziamo Guido Barbato e come abbiamo accennato solo pochi istanti fa, sentite che cosa aveva detto il direttore sanitario dell'ULSS 7 Di Caprio proprio sul tema delle vaccinazioni. L'impennata di casi e i numeri in crescita dei contagi in altopiano preoccupano, ma non fanno ancora scattare l'allarme.
Quello che si teme è che possa verificarsi un focolaio fra la comunità giovanile, uno scenario che l'ULSS 7 monitora con attenzione. Nella sola giornata di ieri abbiamo registrato 40 nuovi positivi, di cui 28 residenti sull'altopiano. Parliamo di giovani, il più anziano per dire è degli anni 90, sono tutti giovani degli anni 2000, la cui vita sociale probabilmente anche complicata dall'euforia della nazionale ha sicuramente contribuito alla diffusione del virus. L'identikit delle persone maggiormente esposte al rischio contagio è sempre lo stesso da qualche settimana: giovani non vaccinati in contesti di assembramento. A fronte di una ottima disponibilità di agende da qui fino all'8 settembre, notiamo una scarsità della prenotazione di questa fascia di popolazione. E proprio fra i giovani, spiega il direttore sanitario di Caprio, sta prendendo piede una tendenza preoccupante. Purtroppo la sensazione è che si sente dire da tante persone di voler aspettare l'autunno per la vaccinazione, cosa veramente non comprensibile, perché in questi mesi che bisogna invece accelerare il passo e bisogna raggiungere quelle fasce di copertura per avere una protezione anche nel periodo autunno-invernale successivo. Ci sono ospedali in sofferenza? Prevedete eventualmente un momento di criticità? Siamo al momento Covid free in tutti e tre gli ospedali. Abbiamo sempre un reparto Sant'Orso, disattivato, che sarebbe pronto eventualmente ad accogliere una quota piccola di pazienti, però ripeto, la speranza è di non andare a riattivare delle aree Covid, ma vedere di riuscire a gestire questi casi andando a potenziare qualche struttura territoriale. Importante ribadire che in questo momento la sanità del Veneto non sta soffrendo il ritorno invece dei contagi. C'è quindi una situazione in cui aumentano, e anche notevolmente, perché 400-450 casi in più al giorno cominciano a preoccupare le autorità, le istituzioni. Dall'altra però gli ospedali non registrano ingressi come si potrebbe pensare se fossero direttamente proporzionali le due cose. Vanessa Banzato in collegamento da Bassano ci ha detto poco fa che Salvini ha rassicurato il Veneto non tornerà in zona gialla, quindi ci sono le prospettive per gestire questa fase molto delicata nel modo migliore. Un'idea l'ha avuta ad esempio il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern, che ha ridato il via all'obbligo di mascherine in tutto il centro storico, nell'area pedonale del centro storico, 24 ore su 24. I casi aumentano e ad Asiago tornano le mascherine all'aria aperta. Il comune dell'Altopiano, che già l'anno scorso aveva imposto l'obbligo delle mascherine nelle aree pedonali del centro storico, ripristina l'ordinanza. Scatta quindi la mascherina obbligatoria per tutte le 24 ore, 7 giorni su 7, in tutta la zona pedonale asiaghese. Sono inclusi ovviamente plateatici e locali aperti al pubblico, piazze e vie. Dobbiamo stare molto attenti e per questo motivo abbiamo voluto ripristinare obtorto collo l'obbligatorietà dell'uso della mascherina nelle aree pedonalizzate del centro, dove si formano inevitabilmente degli assembramenti che sono molto pericolosi non solo per la salute dei nostri cittadini, ma anche dei molti turisti che frequentano la nostra località e che chiedono sicurezza e che chiedono anche prevenzione. La spinta in questa direzione non è solamente amministrativa. Asiago e il suo tessuto commerciale e produttivo stanno seguendo da tempo una linea ben precisa. Noi stiamo facendo attività di diffusione, di divulgazione e abbiamo elaborato un protocollo di Asiago Città Sicura che è stato sposato dai nostri operatori, dai nostri albergatori, dai commercianti, da tutti coloro che operano a contatto con le persone, per poter dare un'immagine di sicurezza e per poter dare un'immagine anche di serietà a quello che è il servizio che noi forniamo ai moltissimi turisti che frequentano la nostra terra. Questa era l'ultima notizia, l'ultimo servizio del nostro Focus TG. Ringraziamo Fabio Verini in regia, ringraziamo tutti i colleghi per i collegamenti, per le informazioni e le notizie che ci hanno dato dal Veneto. Invitiamo voi telespettatori a seguire TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello, per capire di più di tutto quello che abbiamo detto e per tutte le notizie che arriveranno poi nel corso della giornata. Grazie, buon pomeriggio.